Una bellissima fiera, avete tempo di venire a visitare da oggi, sabato, fino alla prossima domenica, quindi ci sono 9 giorni per poter visitare una fiera unica, possiamo dire, nel mondo, sia perché è una fiera dell'artigianato di qualità che sconfina, diciamo, proprio nell'arte, talmente belle sono le opere che si possono ammirare, questi arredi che ci sono, è molto particolare perché è della montagna. È una fiera dove c'è l'eccellenza del bellunese, degli artigiani del bellunese, ma anche del Veneto, ma comunque è aperta perché è una fiera nazionale ed internazionale, è una fiera che è aperta a tutto il mondo, difatti ci sono circa 10 paesi europei che partecipano, ci sono 12 regioni italiane che partecipano, quindi è una fiera anche molto aperta alle caratteristiche, alle capacità e alle eccellenze di altre regioni, di altri paesi. È una fiera che raccoglie il meglio di un settore importantissimo, quello dell'arredo, ed è non solo aperta alle aziende, ma è una fiera aperta anche ai consumatori. Quindi noi siamo felicissimi che ogni anno ci siano tantissime anche famiglie che vengono, in particolare le signore sono interessate per rendere sempre più belle le proprie abitazioni, potranno vedere qui appunto quasi delle opere d'arte, mentre sono delle opere d'arte anche la componente arte in fiera che quest'anno si fa proprio in occasione di Arredamont, e quindi è molto importante perché avere l'arte che si collega all'artigianato, anche questo è un grande obiettivo di Longarone Fiere. Ripeto, da oggi fino alla prossima domenica, fra 8 giorni, la fiera rimane aperta e quindi mi raccomando venite a vedere questa fiera stupenda, unica al mondo. Questa ormai è diventata forse la fiera più seguita dal punto di vista del pubblico, lo è sempre stata, però insieme alla Mostra Internazionale del Gelato ed Agrimont sono veramente il motore di Longarone Fiere, che ovviamente è reduce da 2 anni molto complicati e difficili a causa del Covid, come tutto il sistema fieristico nazionale, e quindi c'è bisogno veramente di ripartire con grande entusiasmo, e qui devo dire l'entusiasmo c'è, e penso che Arredamont sia veramente un punto di partenza verso un futuro che mi auguro possa essere roseo per questo polo fieristico della montagna che Longarone Fiere è. La fiera di Longarone è una fiera strategica in generale per qualsiasi comparto. Per quanto riguarda Arredamont, l'importanza è quella di essere una fiera che rappresenta il nostro territorio e che porta alla mostra di tutti quelle che sono le peculiarità e le grandi capacità artigianali che il territorio bellunese offre. Arredamont è una delle manifestazioni più importanti probabilmente del panorama di Longarone Fiere. È una fiera all'interno della quale partecipano molte aziende dell'artigianato e in generale della piccola impresa bellunese. È importante sostenere in un momento di difficoltà, visto gli alti costi che devono sopportare, anche attraverso progettualità che vadano a cogliere le provvidenze che la bilateralità mette a disposizione loro per un rilancio di un settore che è sicuramente dinamico, vivace, ma che ha bisogno di un sostegno. Perfetto.